Amici di Sportisili, buon pomeriggio dal Pasqualino Stadium di Carini. Siamo riusciti finalmente a collegarci con l'impianto carinese. Spareggio decisivo tra Trapani e Cus Palermo in palio il titolo regionale Under 18 allievi regionali. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutta la stagione. Per il momento lo score parla di una doppia vittoria della formazione trapanese granata. Ovviamente la formazione di mister Rao cercherà di fare il possibile per sovvertire quello che attualmente è l'andamento di una stagione a tinte appunto granata, ma che ovviamente può regalare nel finale qualcosa di bello a questo gruppo che ha fatto grandi cose sia con la formazione appunto degli allievi Under 18 che con la Juniores. Sta arrivando, vabbè, prego. Perché non c'è arrivando? Partita che sta per cominciare con il Cus Palermo in possesso del primo pallone. Direttore di gara che attende il momento per fischiare e poi sarà Trapani Cus Palermo. Vabbè, va bene, ciao. Non chiamare Con Corda sul punto di battuta inizia l'ultimo atto di questa lunga stagione per gli allievi regionali Under 18 con il Trapani che cerca di allontanare il pallone, alla fine lo ritrova Vinci. Pallone ancora messo in fallo laterale, altra rimessa in favore del Cus. Pallone giocato sul lato corto, prova ad arrivare sulla sfera Mangano che poi commette fallo a giudizio del direttore di gara. La palla giocata per via centrale adesso dal Trapani con Sheriff, che ricordo essere un ex di questa partita. Servizio in profondità per la corsa di Inglese, fermato però. Si riparte dal fondo, si riparte con Procida. Battuta lunga all'indirizzo di Viviano, anticipato di testa dall'intervento di D'Amico, poi pallone ancora che balla nella metà campo del Cus. La giocata di Tempesta, prova ad andare Tempesta, inseguito da Andrea Castronovo, poi pallone che rimane in campo, ancora Tempesta a gestirlo, interviene Mangano, poi Pipitone, pallone per via centrali, Sheriff viene fermato, ora prova a ripartire Viviano, un tocco largo per Favata, ora l'intervento falloso ai danni di Bargione. Battuta all'indietro su Capizzi, Parisi, Capizzi, tocca per Vinci, sulla palla per Bargione, affrontato fallosamente da Barbara. In battuta Mirko Vinci. Pallone all'indietro su Castronovo, suo il gol che stava dando al Cus, alla formazione Juniores, la possibilità di giocarsela fino alla fine in quel di Casteldaccia nella gara di ritorno giocata al Fiorilli la scorsa settimana. Poi il calcio di rigore realizzato da Fiorentino, partita trasmessa proprio sui nostri canali. Qui intanto Bargione con il cross intercettato da Di Maggio, dal portiere
nella formazione granata che gioca corto. Il tocco di Yamato, la corsa sulla sinistra di Romeo. D'Amico, Tempesta, il tocco per Capitan Barbara. Cambio di fronte dalle parti di Fumuso. Fumuso allarga sulla sinistra per Romeo. E prova ad attaccare ancora con Sheriff il Trapani. Passaggio per vie centrali. Poi cercato e trovato Tempesta. Palla larga adesso per Scozzari. Scozzari prova a convergere, sempre Scozzari prova a passare per centrali. Sheriff col dribbling, ancora Sheriff che se ne va sulla destra, lo scarico indietro per la conclusione. Ribattuta da parte di Pipitone, è stato Castronovo a intercettare. Poi il lancio di Bargione per la corsa da parte di Favata, anche oggi capitano. Il tocco per Viviano che se ne va a sinistra. L'intervento ai suoi danni irregolare da parte di Fumuso. E ancora Fumuso a scavalcare verso Amato. Barbara. Tocco per vie centrali per Pipitone. Mister Melillo da una parte, Mister Romeo dall'altra, provano a dare indicazioni. Qui c'è l'uscita palla al piede da parte di Fumuso, l'intercetto da parte di Corda. Castronovo allarga, quella palla proposta al centro verso Viviano, l'intervento di Amato in fallo laterale. Rimessa per Parisi. Altra palla messa in fallo laterale. Il Cus che rimane in zona d'attacco. Altra rimessa dunque per il Cus. Intervento ancora in fallo laterale di D'Amico. Poi ancora la fuga di Castronovo che va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro. Dall'altra parte Sheriff fermato però fallosamente. Davide! Lento a saltare, lento! Calcio punizione verrà messo dentro l'area di rigore. Avanti, più avanti! La battuta verso Pipitone anticipato da Viviano, poi la palla rimbalza male, arriva Corda a sistemarla. Corda va a lungo. La corsa da parte di Falanga. Castronovo, ancora Falanga, duettano tra compagni il 4 e 7, c'è la chiusura di Sheriff, il fallo laterale. La battuta per Parisi. La palla però è stata recuperata dal Trapani che avanza con Barbara. Il tocco per Tempesta. Tempesta cambia gioco, riesce a trovare sulla corsa D'Amico la palla portata avanti per bravo Falanga in fallo laterale. Sta rimessa Sheriff, ex di turno militato nel Cus fino praticamente all'era pre-Covid per capirci. Barbara
prova a prendere campo, ancora Barbara, evitato, un altro intervento, Barbara limita l'area, la palla per Sheriff, Sheriff se la sistema per il tiro, e il vantaggio del Trapani è proprio Sheriff a sbloccare la situazione di punteggio. 8 minuti e 20 secondi, passa in vantaggio la squadra di mister Melillo, proprio con Youssef Sheriff, giocatore molto atteso ovviamente per i suoi trascorsi. Dunque cambia il parziale al Pasqualino. Chiude, chiude qua, chiude, chiude. Per la terza volta in altrettante partite è il Trapani a passare in vantaggio, mentre qui occasione per Favata. Dai, porta Paolo, vai avanti. Tempesta con il tocco e l'avanzata di D'Amico, poi cercato, spalla alla porta Inglese che arriva, Inglese, serie di rimpalli, per ancora Sheriff a recuperare, Sheriff col tocco largo, Romeo prova ad andare sulla sinistra, tocco all'indietro, poi Pipitone fermato, rimessa a Trapani secondo l'arbitro. Sheriff, la palla indietro, ancora Sheriff che scambia con Romeo, il cambio a destra su Barbara, Barbara arma il suo tiro, la palla sorvola la traversa, si perde fuori, Trapani che continua a spingere per cercare il gol. Procida che vuole rimettere in gioco subito il pallone, non glielo consente il direttore di gare, intanto palla in movimento. Corda, il dribbling, poi si trascina il pallone fuori. Un po' in difficoltà il Cus in questa fase di partita. Ovviamente il punteggio vede il Trapani in vantaggio, Trapani che abbiamo inserito come è giusto che sia, come squadra col fattore campo a favore, anche se si gioca in campo neutro, in virtù del fatto che appunto la squadra granata ha vinto il girone. Intanto è caduto male Inglese, poi perde palla il Cus, allora attenzione alla ripartenza con la corsa di Scozzari, Scozzari in area, Scozzari, e arriva il raddoppio da parte del Trapani, ripartenza mortifera della squadra granata che opera il raddoppio, segna Scozzari e 2-0 per la formazione granata. Bravo Alessio! Gol di Alessio Scozzari che firma il bis. È un po' come è successo nella gara di ritorno del girone, quella giocata alla Fincantieri. Il Trapani allunga fin dai primi minuti 2-0 dopo 12 minuti e mezzo, sicuramente non l'inizio che mister Rao e i suoi ragazzi sognavano, ma sicuramente un inizio che si poteva anche preventivare in un certo senso. Chiude qua, chiude qua! Intanto Vinci cerca e trova Mangano, Mangano prova ad andare sulla sinistra, la palla messa al centro, blocca senza problemi Di Maggio.
Palleggia dalle retrovie il Trapani. Poi il lancio lungo a cercare Inglese, che cerca una giocata un po' complicata col tacco. Corda. Passaggio intercettato da Tempesta. Poi D'Amico. Il tocco non controllato però da Pipitone. Azione che sfuma per il Trapani. Qui Vinci. Cerca Bargione, lo trova. Ancora Bargione spinto. L'arbitro lascia giocare. Nel contrasto con Scozzari, poi Bargione torna e recupera palla. Vinci. Bargione. 1 contro 1, saltato Tempesta. Bargione prova a cambiare gioco, ma la palla è complicata per Falanga. E allora prova a ripartire il Trapani. Pipitone. Viene fermato da Falanga. Parisi. Falanga incespica sul pallone, secondo il direttore di gara ha subito una carica e allora piazzato per il Cus Palermo, che sta cercando di rialzare la testa dopo il doppio schiaffo subito prima da Sheriff, poi da Scozzari. Castronovo, palla in profondità, letta benissimo ancora una volta dalla difesa del Trapani, che avanza qui con il tocco di Fumuso sulla corsa di Sheriff. Anticipa tutti i Capizzi. Castronovo. Qui rischia in tandem con Falanga, alla fine però la palla viene tenuta dalla squadra di Mister Ra con il lancio di Vinci, il colpo di testa mette fuori da parte di Romeo. Controllo qui di Falanga, c'è un fallo di mano però a giudizio del direttore di gara. La palla gestita da D'Amico. Scozzari può prendere campo, ancora per D'Amico che dribbla in mezzo al campo, poi prova a lanciare Sheriff. La palla era passata, il direttore di gara ha fischiato mentre Parisi non interveniva sul pallone, evidentemente convinto anche lui che il numero 3 sarebbe arrivato sulla sfera e di fatto ha bloccato una possibile fuga di Sheriff verso la porta. Già battuta la punizione con Amato. Lancio lungo, prova a sfiorare ma non ci riesce Scozzari, la palla si perde lentamente oltre la linea di fondo, si riparte con Procida. Che gioca corto su Vinci. Castronovo allarga su Parisi. Parisi col lancio da dimenticare però. Rimessa battuta dal Trapani. Poi l'avanzata di Tempesta che va al lancio lungo su Scozzari, il controllo di Scozzari, può spingere il numero 9, autore del secondo gol. Ancora Scozzari, serie di finte, sempre Scozzari chiuso da Castronovo, primo calcio d'angolo della partita in favore del Cus, scusate, in favore del Trapani, totalmente in balia il Cus. Grande difficoltà sia nel tentativo di spingere in avanti sia anche nella copertura difensiva. Scozzari, Sheriff in particolare stanno mettendo in difficoltà la difesa cussina. Qui intanto la chiusura, si riparte dal fondo dopo il contrasto tra Pipitone e Corda. Già battuto il rinvio dal fondo dal Cus. Vinci sbaglia il tocco, Scozzari però non riesce a controllare. Vinci. Castronovo tocca su Parisi, attende il pallone Falanga, lo riceve.
Vinci. Oggi tra l'altro in formazione, almeno negli 11 iniziali, era dato Di Giovanni, sostituito da Mangano. Attenzione qui alla fuga di Corda. Corda mette al centro il tiro di Favata e accorcia le distanze. Il CUS Palermo, gol di Favata, ma qui gran parte del merito va a Corda, che ha trovato una grande giocata. Poi il diagonale destro da parte di Capitan Favata, che riduce il gap. E sta succedendo di tutto in questi primi 19 minuti di partita, anche se, a dire il vero, considerando l'andazzo dei primi 19 minuti, o soprattutto gli ultimi minuti, quelli successivi alle due marcature del Trapani, era difficile pensare che potesse arrivare subito la rete del CUS. Di fatto al primo affondo qui intanto il tackle vincente da parte di Parisi, che poi mette anche in fallo laterale di testa. CUS che sta cercando di rimettersi in partita. Trapani che attacca, qui costretta a indietreggiare, a perdere palla con Bargione, che serve sulla destra, ancora Corda, prova a mettersi in partita il 10 del CUS, che salta un avversario, sempre Corda, cambia fronte verso Viviano, la palla gli sbatte addosso, poi Bargione ha anticipato, allora prova ad uscire D'Amico per il Trapani. Sheriff fermato ancora da Corda, che sta provando a salire in cattedra, il tocco per l'avanzata di Bargione. Bargione con il destro, la palla sfila fuori, CUS che cresce di tono e Bargione che prova a scaldare il destro, anche se qui si scusa con i compagni e con l'allenatore. Ci vuole però anche un po' di scossa a livello emotivo per una squadra che ha iniziato male, squadra che tra altre cose è reduce, come dicevo prima, da una brutta botta, ovvero sia la sconfitta di Casteldaccia, che non era inaspettata, ma sicuramente non ha fatto bene, considerando anche come è arrivato però con un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine. D'Amico, la chiusura di Capizzi, poi l'apertura di Favata su Parisi. Parisi fa correre Favata. Favata scavalca per la testa di Viviano, fuori gioco secondo il direttore di gara. Girapalla il Trapani con il surplus da parte di Pipitone, il tocco indietro per Barbara. D'Amico, il lancio troppo lungo per Romeo, che si era fermato perché il suo avversario è in netto vantaggio, poi ci ha creduto un po' troppo tardi alla possibilità di rientrare sulla sfera. Ci avviciniamo intanto alla metà del primo tempo, è già successo di tutto questi primi 22 minuti, con il Trapani che ha trovato i primi due gol con Sheriff e con Scozzari, e il CUS che poco più di 3 minuti fa ha accorciato le distanze con Favata, ben servito da Corda. Castronovo, qui Bargione col dribbling a rischiare qualcosa, ma comunque a guadagnare campo. Poi la palla aperta, Barbara in qualche modo interviene. Scozzari riceve il dribbling da parte di Tempesta, che salta Bargione, ancora Tempesta, può prendere il centro del campo il numero 8 del Trapani. Servizio a sinistra per la corsa da parte di Romeo, poi c'è la chiusura di Parisi su Pipitone che prova a tornare su di lui, alla fine scarico su Capizzi. Ora Castronovo,
C'è l'avanzata tentata da Corda, triangolo involontario con l'avversario, poi cambio gioco ancora, però Barbara a leggere la situazione e a toccare su Amato. Serie di tocchi, poi la palla arriva dalle parti di D'Amico, poi Pipitone alleggerisce su Fumuso. L'avanzata di Romeo, Pipitone, Amato, ancora Pipitone che scarica su Barbara. C'è l'ottimo recupero da parte di Falanga, poi Mangano con l'anticipo. Adesso è un po' cambiato l'assetto del CUS, con Falanga che si è venuto a portare sul lato sinistro, Corda che gioca sull'altro out e Bargione che gioca tra le linee. Qui Corda cerca Falanga, lo trova, c'è il contatto, il fallo di Scozzari. Punizione CUS. Sarà Bargione a battere il calcio di punizione in favore del CUS. La battuta di Bargione, l'uscita, poi Viviano! L'erroraccio in uscita di Di Maggio cambia ancora il parziale e il CUS ha completato la rimonta 2-2. Incredibile il buco di Di Maggio in uscita. La difesa, chiamati, la difesa. Ne ha approfittato Viviano, che firma il gol del pareggio, sempre nel posto giusto al momento giusto. Peppe Viviano che firma il punto del 2-2. Tutto da rifare per il Trapani dunque, che forse si è un po' abbassato troppo presto. D'altra parte il CUS ha preso coraggio, come sempre accade in queste circostanze, soprattutto dopo il gol firmato in precedenza da Favata. Qui l'ottima chiusura da parte di Mangano, che riesce anche a rendere il pallone giocabile per Falanga. Castronovo, ancora Falanga col dribbling, può andare Falanga, palla lungolinea e forse in fuorigioco Viviano, non secondo l'arbitro. In ogni caso chiude Amato. L'avanzata intanto di Barbara, il tocco per Inglese fermato da Castronovo che gli sbarra la strada. Corda, palla tagliata a cercare la corsa di Favata, che secondo l'arbitro è in fuorigioco. La gestione del pallone da parte del Trapani con Fumuso. Pipitone affrontato, poi la gestione del pallone con Scozzari, il triangolo con Pipitone, il tacco di Vinci però regala un'altra chance ai Granata. Pipitone, Sheriff con tanto spazio, ancora Sheriff, il dribbling, poi sbaglia il tocco, interviene Parisi, poi Viviano, il controllo non è perfetto
Poi D'Amico con recupero palla. D'Amico, palla sul sinistro, lo prova scivolando, poi la palla diventa buona per Sheriff, il dribbling, ma giù Sheriff cercava il fallo, d'altra parte Capizzi chiedeva il giallo per simulazione. Ora occhio a Falanga contro Barbara, prova ad evitarlo, viene raddoppiato Falanga, allora torna più miti consigli, si appoggia a Bargione, palla lungolina per Viviano. L'hanno provata tante volte in Under 17, non riesce questa volta. D'Amico, Sheriff, Tempesta, evita la scivolata di Bargione, poi va a servire, ancora Pipitone che torna da lui. D'Amico, tocco tra le linee per Inglese, chiude Vinci, può ripartire il Cus. Castronovo evita il primo intervento, può avanzare ma viene rimontato, allora deve rallentare, appoggia su Falanga che attende lì il pallone. Falanga, Castronovo, Bargione la tiene, rischia di perderla, alla fine si appoggia a Capizzi. Ora Vinci, Parisi sbaglia il tocco, la palla passa comunque, ma il Trapani la recupera e poi addirittura di stendersi in contropiede con Inglese ai suoi fianchi. Sheriff e Scozzari, palla per Sheriff che attende Capizzi lo ferma con ottima scelta di tempo, si becca gli applausi del pubblico di Fede Cussina. Vinci, tocco così, arriva comunque a Mangano. Bargione sta toccando tanti palloni, come è chiaro che sia, giocatore di qualità, al quale si affida Mister Rao, un'investitura non da poco. Vinci, Bargione, Capizzi, ora Parisi. Castronovo, Vinci, non affretta il Cus, poi Vinci all'improvviso verticalizza per Mangano che tiene il pallone in campo, ottimo controllo, palla messa al centro, Falanga le corre intorno, poi riceve da Viviano, Falanga prova a dribblare un avversario che lo chiude molto bene. Qui Falanga ha perso l'attimo giusto, allora il Trapani può provare a punire con la corsa con Scozzari che anticipa Vinci. L'arbitro fischia fallo perché Scozzari in un secondo momento cade. Calcio di punizione giallo per Mirko Vinci. Qui Favata va a protestare il direttore di gara. Sei lontano 200 metri, si corre, hanno 18 anni. Dunque calcio di punizione per il Trapani sul pallone D'Amico. Si abbassa quasi tutto il Cus. Con il solo Corda a ridosso della linea del centrocampo. Parte D'Amico con la palla che spiove, colpo di testa, poi Procida addirittura a smanacciare, viene forse caricato, l'arbitro lascia correre. Tempesta chiuso da Viviano, calcio d'angolo, il secondo della partita per il Trapani. C'è il calcio d'angolo per il Trapani con la battuta verso il cuore dell'area di rigore, prova a staccare di testa, poi Sheriff, tiro ribattuto, ancora Trapani, posizione regolare per Amato che mette in mezzo, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Andrà D'Amico alla battuta, la palla che spiove, riesce ad allontanarla Viviano,
poi Corda prova a farla passare, non ci riesce. Allora attenzione a Romeo che lo può spingere. Romeo mette al centro il pallone, attenzione perché è tutto solo Amato. Amato col tocco per Tempesta, ha perso l'attimo per calciare. Allora Tempesta deve ricominciare col tocco, ancora lo scambio. Tempesta, la palla sfila, Scozzari, forse un po' troppi tocchi nel cuore dell'area del Cus. Alla fine Scozzari calcia, Tempesta, palla fuori, azione insistita e Trapani che spreca. Qui ha tremato senza dubbio la difesa del Cus. Riparte allora il Cus con Vinci che sbaglia. Allora attenzione al tentativo di ripartenza da parte del Trapani con Tempesta. Difesa però schierata per il Cus. Bargione prova a lottare con Sheriff. Alla fine la meglio Castronovo che subentra da terzo incomodo. Bargione cerca la palla in profondità per la corsa di Falanga. È un'ottima idea. Falanga la raggiunge. Falanga contro Barbara. L'ennesimo 1 contro 1. Barbara questa volta non si lascia saltare e poi si aggrappa alla sua maglia Falanga, rischiando anche qualcosa con la palla allontanata. Calcio di punizione per gli uomini di Mister Melillo. Partita aperta come ci aspettavamo. Qui intanto occhio alla corsa di Inglese che non può arrivare. Ultimi 10 minuti in arrivo per questo primo tempo. Primo tempo molto vivace fino ad ora e comunque dopo le prime spaccature, ovvero sia il dominio del Trapani nel primo quarto d'ora e poi la rinascita del Cus, adesso la partita è aperta a qualsiasi esito perché il Trapani prova ad attaccare manovrando. Il Cus può dare i suoi consueti strappi in velocità. Falanga contro Barbara, vuole sfruttare l'1 contro 1 il numero 7, sovrappone Mangano, la palla è centrale ma è sbagliata per Bargione. E allora Inglese per il Trapani, tocco per Sheriff. Sheriff all'1 contro 1, poi c'è lo scarico. Pipitone prova a passare ancora Pipitone contro Castronovo che lo costringe a tornare sui suoi passi, poi Castronovo lo pressa. Sempre Pipitone costretto a indietreggiare, tocco per Romeo, deve ricominciare da capo il Cus. Squadra del Trapani può essere contento Mattia Rao sulla sua panchina, mentre Barbara aggira Falanga, può creare superiorità. Bargione con la scivolata su Scozzari, non solo qualità, anche grinta per il classe 2005, l'unico in campo dal primo minuto insieme a Viviano. Non a caso i due hanno fatto gruppo nell'Under 17 che non ha raggiunto grandi risultati di squadra ma sicuramente messo in vetrina alcuni giocatori interessanti. Qui fallo di Falanga su Scozzari, calcio di punizione per il Trapani. Poi a montare così non lo voglio fatta avere niente. E punizione dunque, c'è D'Amico sul punto di battuta, vuole due uomini a protezione del palo. Falanga c'è il fischio, parte D'Amico, va sul secondo palo, colpo di testa a mettere fuori Di Parisi, poi la palla rimane lì, ci pensa Castronovo a spazzare, colpo di testa dalle parti di Tempesta che è fuori gioco. L'arbitro chiede di far battere nuovamente la punizione un paio di metri più indietro. Scena già vista nella prima frazione di gioco.
anche dall'altra parte. Il direttore di gara molto severo in questo genere di situazioni. Favata, Bargione porta avanti palla, può avanzare, c'è il tocco per Corda, Corda prova a dargli il triangolo, però ancora una volta chiuso da Romeo. Poi Sheriff non riesce a farla passare, Corda la tiene in campo, scarica con il sombrero e poi la palla servita a Parisi. Favata cerca il velo, parte in ritardo Viviano, viene anticipato da Barbara. Allora attenzione alla ripartenza da parte del Trapani. Scozzari prova a creare superiorità inglese, Scozzari passa al centro, evita il contrasto, poi il tocco di Tempesta per Inglese, posizione irregolare da parte di Inglese, che qui si è un po' addormentato, non ha seguito la linea e ha potuto chiudere il Cus, a mettere in fuorigioco. Falanga, Viviano prova a portare a spasso il pallone, Amato però gli taglia la strada, recupera palla, poi cerca di girarsi, la palla arriva dalle parti di Barbara col tocco, direttore di gara che assegna la rimessa ai Granata. Pipitone molto basso a prendere palla. Sheriff, scarico dalle parti di Fumuso, poi ancora Pipitone per Amato. D'Amico può prendere campo il 5 del Trapani, Scozzari viene incontro, ancora Scozzari in cespica, Bargione prova a portargliela via, questa volta è più svelto Scozzari che tocca per Sheriff. Sheriff cerca di inventare a difesa schierata, cerca di darsi un involontario 1 contro 1 con Parisi e ci riesce. Sheriff sovrappone Romeo per portare via l'uomo, poi la palla per il cross Inglese con la sforbiciata che non arriva, poi Pipitone all'1 contro 1 con Mangano, Pipitone attacca da fermo, incrocia Procida, intervento super del portiere del Cus che manda la palla in calcio d'angolo, ha attaccato da fermo Pipitone, è riuscito a crearsi la luce per il tiro, luce che gli ha spento Procida. E allora quarto calcio d'angolo per il Trapani con la battuta sul primo palo, questa volta Viviano mette fuori sui piedi di Sheriff che controlla a seguire, ancora Sheriff, c'è il contrasto, Sheriff, l'arbitro fischia il gioco pericoloso ai danni di Capizzi. Riprende il gioco, tutto ok per Capizzi che riceve ora da Castronovo. Battuta lunga, colpo di testa, poi Corda prova ad arrivare, viene anticipato da Romeo. Pipitone, scodella verso Scozzari, questa volta legge bene Vinci. La sventagliata però è facile da leggere ancora una volta. E Trapani che recupera palla, Tempesta, l'avanzata di Tempesta, rimontato da Falanga. Ancora Tempesta che attacca Pipitone, c'è il tocco per Amico, anzi per D'Amico che allarga per Sheriff. Sheriff all'1 contro 1, ancora Sheriff mette al centro, chiude Vinci. Allora Corda può provare a spingere, lo insegue Pipitone, porta a spasso la palla e l'avversario Corda guadagna poi il fallo laterale. Viviano col tocco per Bargione, Bargione allarga su Falanga, c'è superiorità da questa parte perché arriva anche Mangano. Falanga poi prende il centro, non una grande idea, poi Mangano affrontato, c'è il fischio fallo di Tempesta e c'è un'ottima opportunità per il Cus da palla inattiva, 2:20 più eventuale recupero che se ci sarà davvero lieve, perché alla fine la partita sta molto divertente, molto aperta, poche interruzioni.
La punizione per il Cus, Bargione e Falanga sulla palla. Batte Falanga sul primo palo, Viviano, è bravissimo, distinto Di Maggio a dire di no e in un certo senso anche a riscattare l'errore sul gol che per il momento tiene la gara proprio su questo punteggio di parità. Occhio ad Inglese dall'altra parte. Inglese, Sheriff colto in leggero controtempo. Tocco per vie centrali, interviene Castronovo. Bargione prova a lanciare dall'altra parte Corda, Corda la tiene con la testa, riesce anche a trovare Favata che gli dà il pallone di ritorno. Corda deve impegnarsi per tenerla in campo, ci riesce, ancora Corda, 1 contro 1. Amato però è bravissimo a fermarlo. Partita sempre più aperta, squadre che si stanno un po' allungando proprio in coincidenza con l'inizio dell'ultimo minuto del primo tempo. Qui Vinci riesce a mettere paura a Inglese, la palla esce oltre la linea di fondo. Signori, buonasera. Ancora 2-1. Vinci, Capizzi, adesso Vinci, prima era Parisi ovviamente. Vedremo se il direttore di gara assegnerà recupero, mancano poco più di 10 secondi come vedete in grafica, in realtà il direttore di gara ha già il fischietto alla bocca, infatti pone fine a un primo tempo molto divertente, molto aperto, che si chiude con il parziale di 2-2, con il Trapani che era passato in doppio vantaggio grazie ai gol messi a segno prima da Sheriff, poi da Scozzari. È arrivata la rete di Favata ad accorciare le distanze e infine il pareggio firmato per il momento da Viviano. Ci attende un secondo tempo molto divertente, secondo tempo che vivremo tra pochi minuti dopo l'intervallo.
Entriamo live dallo stadio Pasqualino di Carini, secondo tempo della sfida tra il Trapani e il CUS Palermo, che sta per iniziare. Ricordo la situazione di punteggio che vede, come vedete anche in sovraimpressione, il 2-2 tra i ragazzi di mister Vincenzo Melillo e gli uomini guidati da Mattia Rao, pronti a darsi battaglia per quelli che saranno, forse con un grande punto interrogativo in realtà, gli ultimi 45 minuti della stagione per la categoria Under 18 allievi regionali. Inizia il secondo tempo di Trapani CUS Palermo col primo pallone affidato ai padroni di casa, almeno in forma virtuale, in forma platonica, visto che viene dato il fattore campo a chi ha completato la stagione nella migliore posizione in classifica. Al termine della regular season quindi il Trapani, che ha vinto il proprio girone, gode di questo beneficio. Bargione, toccò per Vinci, poi Parisi rischiando un po', tocco per Corda, ancora con questo colpo di tacco che non funziona, è già la seconda, terza volta che non gli riesce. Poi c'è la fuga sull'out di sinistra da parte di Romeo, ancora Corda a rischiare a perdere palla. Sheriff mette al centro, chiusura, poi c'è il tocco di Pipitone, Scozza, ritiro, ribattuto. Insiste il Trapani, Romeo, lungolinea per la corsa di Sheriff sul fondo, forse la palla è uscita, sì. Primo minuto e mezzo, un po' di passione per il CUS in fase difensiva. Che adesso può ripartire con quello che è in un certo senso il primo possesso palla del secondo tempo. Falanga pressato, tutto ok, anzi no per l'arbitro, sembrava far proseguire, poi Tempesta ha commesso fallo. Parisi, lancio lungo, c'è Corda che può ricevere, Corda con l'anticipo, ancora Corda che va sul fondo, Corda mette al centro, la palla che passa, attenzione a Viviano cerca lo scarico, lo trova su Falanga, ancora serie di finte di Falanga che prova ad andare sul fondo, Falanga in qualche modo ci riesce, poi forse viene toccato, l'arbitro lascia giocare, non c'è nulla secondo il direttore di gara nel contrasto tra Falanga e Tempesta. Poi il direttore di gara che va a dire qualcosa alla panchina del CUS, chiede la calma, è scattata in piedi la panchina del CUS Palermo su questo fallo laterale che è stato assegnato alla squadra di mister Melillo. Adesso la palla viene gestita da Fumuso. Il lancio a cercare Scozzari, di testa va Vinci, poi Parisi col controllo a seguire, ancora Parisi, lancio per la corsa di Falanga, prova a raggiungere il pallone, Falanga non la tiene, era comunque in fuorigioco. Azione che riparte Va bene, sì, con D'Amico. Scozzari, converge Scozzari, viene fermato senza fallo, anzi no, arriva il fischio contro Mangano. Leggio. Punizione per il Trapani. Pipitone, il direttore di gara che vuole dare lui il segnale di ripresa del gioco.
Allora riparte da capo il Trapani con Amato. D'Amico gioca su Sheriff, molto lontano dall'area di rigore. Ancora D'Amico. Barbara, palla allargata sulla destra con Tempesta che cerca di suggerire per il compagno che avanzava, non c'è riuscito. E allora la corsa di Bargione, in avanti scoperta Bargione, la palla sulla corsa di Viviano che prova ad arrivare per primo, fa scorta però Di Maggio che mette in fallo laterale. Tanto si muove qualcosa sulla panchina del CUS, ancora tutto fermo su quella del Trapani. Trapani che porta in panchina il secondo portiere Tarantino, poi Catalano, Ferrante, Calderone, Di Giorgi, Lapica e Campo. Dall'altra parte il secondo portiere addotto per il CUS, poi Cimarelli, Ficano, San Filippo, Ofori, Mazza, Cubi, Ferruzza e Di Giovanni. Qui Falanga riesce a portare a spasso palle avversari, poi tutto regolare sul contatto con Scozzari che prova a passare, viene chiuso. Alla fine allontana Amato, ma c'è stato un fischio fuori gioco di Viviano. Pipitone. Il tocco per Scozzari, poi la corsa di Barbara che cerca di andare lungolina, viene chiuso dall'ottimo intervento da parte di Vinci. Poi Mangano scambia con Falanga, ancora Mangano che cerca la palla in profondità, esce troppo forte dal suo piede. Tanto c'è l'avanzata, palla in profondità su Sheriff, anticipato da Capizzi, fallo laterale Trapani che si riaffaccia in avanti. Sheriff scarta all'indietro, poi tocco per Pipitone. Pipitone 1 contro 1, bel tocco ancora per Sheriff. Sheriff fermato, la palla è su D'Amico che ha la palla sul sinistro, lo fa partire, la palla si perde fuori. Il primo tentativo del secondo tempo è di marca Granata. Tanto c'è il primo cambio nel CUS. Con l'ingresso di Mazza esce Falanga, quindi dà un po' più di peso al suo reparto offensivo mister Rao, che spende così il suo primo cambio. Corda anticipato dall'intervento di Romeo, poi Pipitone, la palla per Tempesta che anticipa l'arrivo di Mazza, serve ancora Pipitone, da qui a Barbara. Centralmente ancora Tempesta, chiude Mazza, il ripiegamento difensivo, quel tocco per Favata che allarga dove c'è Bargione. Bargione prova ad arrivare, Scozzari lo contrasta, l'arbitro fischia contro il numero 9. Riparte dalle retrovie il CUS Palermo con Capizzi, preso in controtempo Corda che infatti viene anticipato da Romeo. E allora Sheriff fermato da Parisi, rimessa Trapani nonostante le richieste di Parisi. Con le mani Romeo per D'Amico, Pipitone può avanzare, ancora D'Amico, giro palla quasi ipnotico da parte del Trapani. Sheriff non verticalizza, si appoggia adesso sul suo terzino sinistro Romeo, poi D'Amico in avanti a cercare Inglese che va a sbattere su Capizzi, poi Castronovo. Corda cerca la palla in verticale, viene intercettata da Romeo, rimessa per il CUS.
e va con le mani Parisi. Passa dal centro, trova Bargione indisturbato, adesso aggredito da Pipitone, allora la gira veloce. Mazza prova a tenerla, ci riesce secondo l'arbitro. E allora Barbara può appoggiare su Di Maggio, non una bella palla ma Di Maggio riesce a gestire bene. Amato, Barbara allarga sulla destra con Tempesta che torna dal suo capitano, contrastato da Castronovo. Fallo laterale. Scozzari fermato per un attimo da Mangano, poi il dribbling di Tempesta che torna dal suo numero 9, autore del secondo gol per il Trapani, quello del momentaneo 2-0. Poi la palla in profondità e alla fine Vinci la protegge, riparte dal fondo Procida, pallone corto un po' complicato per Vinci che riesce a girarlo su Corda, anzi è Parisi ovviamente. Corda in profondità, troppo lungo per Mazza. Allora Di Maggio può arrivare con i tempi giusti e col servizio sulla destra per Barbara. Prova a prendere il centro Scozzari, il tocco per Inglese, triangolo che si chiude ma chiude anche Vinci. Allora Corda sbaglia ancora. Tempesta non riesce a tenerla in campo. C'è fallo laterale per il Cus. La battuta di Mangano. La battuta col colpo di testa e l'alleggerimento su Di Maggio. Il tocco da parte di Fumuso, poi Amato la gioca subito in avanti. Barbara, Tempesta ancora per il suo capitano. Lancio lungo leggermente deviato, arriva comunque da Tempesta. Pipitone indietro ad Amato. Centralmente Pipitone riesce ad evitare l'intervento di Viviano, poi Amato allarga su Romeo. Avanza Romeo. Sheriff. Pipitone con spazio. Adesso prova a chiudergli un po' la porta Castronovo, allora si appoggia da Barbara. Passa dal centro il capitano del Trapani che perde palla. Allora esce, palla al piede Mazza che allunga la falcata. Viviano in fuorigioco. La palla arriva da lui, ma arriva puntuale. Il fischio. Già battuta la punizione, contesta il punto di battuta Rao. In ogni caso si gioca. Pipitone con le finte, poi Romeo. L'avanzata di D'Amico. D'Amico allarga, Mazza chiude, l'arbitro vede un fallo di Viviano ai danni di Pipitone. Punizione per il Trapani che ha già battuto, poi sbaglia però Scozzari. Allora buon gioco Mazza, prova a scavalcare Mazza per la corsa di Favata. Barbara costretto a chiudere, riesce anche ad aggirare l'altro capitano in campo. Romeo dietro su Di Maggio, allora sale il Cus. L'anticipo di Bargione, fallo laterale. Intanto attenzione al pressing su Romeo che riesce a girarla di testa su Sheriff. Sheriff prova a far passare l'anticipo di Capizzi in avanscoperta il centrale del Cus che cerca però compagni da servire, prova ad andare da solo, rischia di perderla, poi in qualche modo la gioca su Favata che controlla. Favata però si ferma, cioè a terra Sheriff.
E poi se te poi fai, compriamo un altro acqua. Non ricordo la mano. Pronto? Sì. No, mi era finito. Sì. Ma vedi che c'era caldo. Sì. Io ho detto solo cosa che mi fa. La palla che il Trapani andrà a restituire al CUS di fatto Ci ho detto, dalle parti del portiere Procida che la gioca subito. Parisi, com'è finita? Vinci. C'è ancora mezz'ora più recupero da giocare. Qui mazza anticipato da Barbara, rimessa Trapani. Cosa? Mazza non controlla bene, allora a buon gioco il Trapani che riparte da Amato. Controlla Mangano che sventaglia in avanti a cercare Corda. Corda non ci arriva però. Allora Pipitone può prendere campo, c'è spazio davanti a lui. Avanza e riesce ad evitare l'intervento di Parisi. Al numero 10 Granata, all'1 contro 1 con Castronovo che non gli concede punti di riferimento. Pipitone allora accelera, palla in mezzo, allontanata. Poi D'Amico. Ancora Pipitone. Allarga. C'è Tempesta che prova a prendere il centro. Ancora Pipitone, si chiude bene il CUS su due linee a dar fastidio ai portatori del Trapani. Scozzari. Trapani che però fatica anche a riempire l'area di rigore, cerca di arrivare col fraseggio dalle parti di Procida. Barbara indietro ad Amato, tutto il Trapani nella metà campo, tutti in una metà campo, fatta eccezione per il portiere Di Maggio. Poi c'è la chiusura di Favata, allora prova a ripartire il CUS proprio con il suo capitano, con l'autore del suo primo gol, che però è costretto a dietreggiare. È rapida nel rientro difensivo la squadra di mister Melillo, che adesso fronteggia la palla di Parisi in profondità per Corda, posizione regolare, la chiusura da parte di Fumuso. D'Amico, Pipitone, ancora D'Amico, palla centrale, Tempesta, completa il giro, va da Scozzari, scivola qui Mazza, Scozzari può andare all'1 contro 1 con Mangano, sempre Scozzari, va sul fondo, Scozzari mette al centro, Capizzi, anticipa e mette fuori, poi Bargione, pressato da Sheriff, riesce ad uscire e ad allargare su Corda, sovrappone Parisi, Corda decide di andare teso in profondità per la corsa di Viviano. Viviano si invola verso la porta, Viviano incrocia e la palla va sopra la traversa, opportunità per il sorpasso, ma Viviano non ce la fa per pochissimo. E qui la prima, forse la prima, se non la seconda grande fiammata da parte di Gaetano Corda in questa partita. Una palla con il contagiri per la corsa di Viviano, che qui col destro non è riuscito a battere Di Maggio. Attenzione dall'altra parte a Scozzari. Scozzari converge, sempre Scozzari, cerca luce per il tiro, ancora Scozzari, li dribbla tutti, poi chiude Parisi e spazza Capizzi. Amato alimenta l'azione per il Trapani, mezzo campanile colpito di testa da Bargione. Poi Mazza che prova ad arrivare, ma ancora il Trapani. Pipitone quasi incespica sul terreno di gioco, poi tocca per Romeo. D'Amico guadagna metri, allarga su Sheriff che poi prova a passare su Corda. Ancora Sheriff, ingresso in area, sempre Sheriff, il tiro, Procida su questa legnata improvvisa da parte di Sheriff, poi mette in calcio d'angolo Vinci, si riaffascia il Trapani in avanti.
Non arriva il pallone, intanto stanno per arrivare due cambi per il Trapani, mentre D'Amico col sinistro a rientrare può andare alla battuta. Sono in 6 gli uomini del Trapani dentro l'area di rigore, tutto il CUS indietro tranne Viviano. La battuta al centro, c'è la deviazione di Mangano, poi la palla rimane lì, Sheriff costretto ad allargarsi e a perdere palla. Ma ci sono prima i cambi per il Trapani, fuori tempesta. Con la maglia numero 8, come segnalato dall'assistente, entra Calderone con la maglia numero 15. Esce anche Sheriff, l'autore del primo gol di questa partita, con l'ingresso in campo con la maglia numero 17 di La Pica. Esce al piccolo trotto Youssef Sheriff. E si riparte con il rinvio al fondo per il CUS, lo scambio tra i due centrali, Vinci e Capizzi. Ora Parisi cerca di scavalcare, va da Favata che controlla, ancora Favata, poi Corda prova a mettere il piede a contrasto con Fumuso, fallo laterale per il Trapani. Pipitone, ultimi 24 minuti più recupero. Viviano col recupero che però favorisce involontariamente Scozzari. Anzi, si tratta di Inglese che tocca su Romeo. Indietro ad Amato. Palla tesa a cercare, a trovare D'Amico che dribbla. D'Amico la palla sul sinistro, lo vuol provare, fa un altro dribbling, c'è il fallo di Capizzi. Sul pallone si porta proprio Calderone, uno dei nuovi entrati. Si rialza intanto D'Amico che ha avuto una chance potenziale per calciare, ne ha creata un'altra per i suoi compagni, perché c'è questo calcio di punizione per il Trapani. 4 in barriera per Procida sul pallone. Calderone, fischia l'arbitro, parte Calderone, la palla sorvola la traversa di pochissimi centimetri, ad un passo dal terzo gol il Trapani. Stanno arrivando 9 palle gol da una parte e dall'altra. Favata riesce a contrastare, poi ancora Favata lì in mezzo, Calderone forse con un braccio, si continua a giocare. Amato, Barbara, superata la metà del secondo tempo, 23 i minuti trascorsi, 22 quelli da giocare. Inglese con la palla per Pipitone, il tiro, Procida senza problemi. Avanza Mangano, tocco per Castronovo. C'è poi il tocco di Parisi per Capizzi, ancora Vinci, Bargione. Evita un avversario, evita anche il secondo buon break di Mattias Bargione che può toccare lungolinea ma trova il tocco di Barbara. Scozza rifermato dall'intervento l'avanzata poi di Vinci, il tocco per Mazza. Mazza prova a passare al centro, chiude Fumuso, poi recupera palla il CUS con Favata. Corda prende il centro, Corda, la palla a scavalcare, a cercare Mazza, la palla sfiorata da Amato, poi Mazza prova a guadagnare il calcio d'angolo, chiude Di Maggio in fallo laterale.
Ci sta provando il Cus, ovviamente contro un avversario pericoloso. Mazza passa dal centro, Mazza a luce per il tiro, invece va al centro, ancora Mazza, vince il rimpallo. Di Maggio si ritrova il pallone addosso. Questa era un'altra ghiotta chance per il Cus. Ora il Trapani può ripartire. Pipitone fermato da Parisi, poi arriva anche Corda, si lotta, la palla esce, l'arbitro fischia un fallo con la punizione già battuta. Recupera Mazza, può avanzare il 17 del Cus, prende in controtempo Viviano, azione che sfuma, poi Bargione recupera, Favata con spazio, il capitano del Cus Palermo cerca la sventagliata verso l'area, colpo di testa di Fumuso, poi Viviano prova a far scudo col corpo, Favata fa scorrere il cross di Mangano, diventa pericoloso, traversa e poi il gol di Mazza, il sorpasso del Cus con Gabriele Mazza su un cross deviato che sbatte sulla traversa e alla fine risolve il nuovo entrato che aveva avuto una grande palla gol in precedenza e adesso porta i suoi addirittura in vantaggio. Sorpasso Cus Palermo che al quarto d'ora del primo tempo era sotto per 2-0, ma alla fine ha ritrovato, ed è la prima volta che succede negli scontri diretti col Trapani, la rete e il vantaggio, soprattutto quando mancano 19 minuti più recupero. Tanto cambia ancora il Trapani, entra Catalano al posto del numero 4 Barbara, del capitano. Dall'altra parte c'è l'uscita da parte di Favata e c'è l'ingresso di San Filippo. Favata che ha avuto il merito di aprire le marcature per i suoi al minuto 19 del primo tempo. È uscito poc'anzi, ricordo, Falanga, con l'ingresso in campo di Mazza, che in questo momento è l'uomo del match, è l'uomo che sta decidendo in maniera incredibile e rocambolesca questa partita. Qui c'è il colpo di testa di Capizzi, la picca, prova a passare centralmente, chiude Corda, poi San Filippo scambia con Castronovo, fallo su quest'ultimo da parte di La Pica. E questa volta non sta succedendo quello che è accaduto nella rocambolesca della partita giocata al campo dei Cantieri Navali, ovvero al ritorno. Intanto qui attenzione però a Pipitone, Pipitone subito per il 3-3, incredibile la leggerezza da parte della difesa del Cus che concede a Pipitone la palla del pareggio. Partita incredibile qui al Pasqualino Stadium. Sta succedendo di tutto in questa partita. Tanto c'è a terra forse proprio l'autore del gol. Sì, si è rialzato Pipitone. 3 pari. E c'è un quarto d'ora da giocare abbondante. Ricorda, si trascina il pallone fuori. 16 minuti più recupero. È la sensazione che debba ancora succedere tanto in questa pazza partita. Fallo laterale Cus con Parisi.
tocco di testa di Lapica e il fallo laterale. Attenzione intanto a Castronovo che calcia in avanti, forse c'è stata una deviazione di Maggio, prova a prendere il pallone, alla fine il rimbalzo lo agevola. Sta per scadere la mezz'ora del secondo tempo, sta per arrivare l'ultimo quarto d'ora di partita. Intanto attenzione a San Filippo che recupera e scodella dall'altra parte per Mazza. Mazza è defilato, va ad affrontarlo Amato. Mazza va in mezzo, non c'è nessuno sul secondo palo e azione che sfuma. La rimessa, qui non arriva Scozzari. C'è Parisi che appoggia su Capizzi. Vinci, ancora Capizzi, può palleggiare con calma con i suoi centrali. Il Cus Palermo, Castronovo, San Filippo controlla. San Filippo evita il contrasto, poi tocca per Bargione che deve inseguire la sfera e allora desiste perché sta arrivando Inglese, lo ferma Bargione. Grande intervento da parte del numero 11, autore di un'ottima partita fin qui. Mazza prende il centro, si propone Bargione, la palla è per lui, Bargione zona tiro, litiga un po' con la sfera, poi dribbla un avversario, ne dribbla un altro, tocco per Mazza in area di rigore, fermato dal rimpallo. Allora attenzione alla ripartenza del Trapani. Scozzari incespica qui Vinci, Scozzari può andare, Scozzari all'1 contro 1 con Capizzi che chiude. Ancora un grande salvataggio da parte di Andrea Capizzi. Mentre ci sono due giocatori a terra e sono proprio i protagonisti dell'azione precedente, ovvero Capizzi da una parte e Scozzari dall'altra. Arrivano entrambi i componenti della panchina. Da una parte Marco Moccia, dall'altra Francesco Lombino. Una partita accesissima. C'è da sottolineare, tanto divertente quanto corretta. Si sono rialzati entrambi, Scozzari costretto, così come Capizzi, a uscire dal campo. Tanto si riparte con un fallo laterale, con il Trapani che dovrà restituire palla. Allora si riparte dal fondo con Procida. Palla in profondità, troppo lunga per Mazza. Palleggia il Trapani. Ancora il giro palla del Trapani con l'avanzata di Fumuso. Ancora Calderone
Amato. Poi la palla finisce fuori, la rimessa. Muove ancora palla il Trapani dalle retrovie, ancora con Calderone. Vediamo sta palla. Veloce. Viene incontro Scozzari, tocco ancora per Amato. Qua. Abbia. Scozzari si è abbassato tantissimo il numero 9, che adesso può prendere campo. Molto basso il Cus, palla lunga per la corsa di Romeo che mette al centro la palla verso la Pica, che la fa scendere. Corda prova a fare scudo, ma ancora la Pica in vantaggio. Poi subentra Parisi che recupera il pallone, esce palla al piede il numero 2 del Cus, c'è la corsa di Mazza davanti a lui. Parisi continua, adesso va da Mazza, inseguito da Inglese che lo ferma. Catalano avanza, intervento da parte di San Filippo, o scontro con la Pica. Si rialzano a fatica sia San Filippo che la Pica, appunto. Qui addirittura si fanno cenni, cambio. Momentaneamente in 10 il Cus, e allora sì, il cambio anche Coach Lombino che fa segno che non può continuare a giocare Davide San Filippo, sfortunato. È entrato Zoppica vistosamente, ma vuole rientrare. Da buon capitano qui però il direttore di gara non consente il rientro in campo, allora il Cus è in 10 già da un minuto. Adesso arriva il segnale. Scozzari prova a passare, San Filippo lo chiude, poi Capizzi in fallo laterale. Niente, non ce la fa San Filippo. Pronto Cubi ad entrare. Cambio che volendo accompagnato fuori San Filippo, entra Caleb Cubi. Intanto Pipitone, ripreso il gioco. Pipitone converge. Il tocco con Calderone che appoggia. Inglese, il cross, prova ad arrivare la Pica e colpisce in testa Capizzi. Calcio di punizione per il Cus Palermo, mentre mister Melillo abbondantemente fuori non solo dall'area tecnica ma anche dentro al terreno di gioco all'alba degli ultimi 6 minuti del tempo regolamentare. Poi il recupero, poi chissà. Mazza tiene il pallone in campo in qualche modo.
poi dribbla un avversario, subentra nell'azione Mangano, visto e servito, Mangano salta l'avversario, Mangano guarda la porta, incrocia e c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Catalano che rischia anche l'autogol. Calcio d'angolo per Corda. La battuta del numero 10 primo palo, l'anticipo dovrebbe essere calcio d'angolo, no, fallo laterale secondo l'arbitro. Scavalcato Corda, la palla ancora lì, poi mette fuori Calderone, ora Pipitone, aggredito da Cubi che gli porta via la palla, Parisi fermato anche lui, poi Corda aspetta e la palla finisce in fallo laterale, Cus che rimane in attacco, 4,5 più recupera alla fine, con le mani Parisi, Mazza a vuoto, poi D'Amico per la corsa di Romeo che si è trasferito sull'out di destra, la corsa di Inglese, quella di Vinci che arriva prima, Procida, adesso un ingresso di Catalano al posto di Barbara di qualche minuto fa, si sono invertiti gli esterni di difesa del Trapani. Colpo di testa intanto di Amato, Mangano la vuole gestire con calma con un fallo laterale in suo favore all'altezza della linea centrale del campo. Mazza la tiene in campo ma alla fine favorisce Romeo. Amato si propone e riceve Calderone, ancora per Amato, lancio lungo e poi è Procida che arriva e serve Capizzi, sventagliata del centrale dalle parti di Catalano, recupera palla Corda che può andare, allunga la falcata Corda, la sterzata, la palla alle spalle della difesa per Cubi, Cubi evita l'intervento di Fumuso, poi resiste ancora Cubi, fermato in maniera regolare secondo l'arbitro da Fumuso, che qui se l'è vista brutta però. Pipitone prova a passare e ci riesce su Corda, Scozzari evita Bargione, ancora Scozzari, sinistro, Procida in due tempi la fa sua. C'è l'avanzata da parte di Parisi, Corda, Cubi, aggredito fallosamente Corda da Pipitone, si gioca per il vantaggio, Cubi prende il centro, ancora Cubi, poi cerca la palla in mezzo, ancora Cubi a contrasto, sempre Cubi, rimane giù, punizione. È rimasto a terra Cubi, forse è caduto male sul pallone. No vabbè, è Eugenio! È Eugenio! Fatela che io lo do! Sono io! E appena mi mancavo più appena Leve portiere! Ci sarà una rimessa per il Cus che restituirà la palla al Trapani. Si è ripreso Cubi, che credo sia caduto male sul pallone, andandogli addosso con la spalla. In ogni caso sembra tutto ok, mentre è appena arrivato in panchina Davide Sanfilippo, portato a braccia dall'assistente Francesco Lombino, mentre è iniziato l'ultimo minuto dei 90. Vedremo se ci sarà una coda ulteriore per questa bellissima partita.
Pipitone fermato da Corda. Corda riesce a recuperare palla. Castronovo scodella in profondità per la corsa di Mazza, che prova ad arrivare prima di Amato e arriva prima di Amato. Avanza Mazza, Amato lo ferma, non riesce ad evitare il fallo laterale. Il direttore di gara che ha fischiato, e fallo laterale in effetti. Credo che abbia indicato 5 minuti di recupero il direttore di gara. Recupero che inizia con Mangano che colpisce Mazza. Bargione converge, Bargione sul destro, pizzica la traversa Mattias Bargione, ad un passo dal jolly e ad un passo dal titolo il CUS. Si parte con la palla scodellata. Si riparte con il Trapani. Catalano, Fumuso, Inglese fermato da Parisi, sembra averne un po' di più il CUS. Occhio alla palla in avanti, Viviano prova a puntare, Viviano evita Amato, Viviano va giù, calcio di rigore! Calcio di rigore per il CUS, 1 minuto e 20 oltre il 90°, svolta possibile e forse definitiva della partita. Il contatto tra Amato e Viviano, l'arbitro questa volta non ha lasciato correre, ha indicato il dischetto. E attenzione a Gaetano Corda, ha preso lui il pallone. La tensione si taglia a fette qui al Pasqualino Stadium, in campo, sugli spalti, sono tutti lì, qualcuno prega anche, ma adesso la concentrazione di Corda. Corda contro Di Maggio, fischia l'arbitro, va a Corda! Forse il gol più importante della stagione, lo mette a segno Gaetano Corda, 4-3 per il CUS nel pieno del recupero, e CUS che ha 2 minuti e mezzo dalla gloria, dal titolo. L'urlo del pubblico di Fede Cussina al vantaggio firmato da Corda, che si è tolto la maglia, l'arbitro se n'è accorto, lo ammonisce. Ma adesso ci sono gli ultimi 100 secondi da giocare. Il Trapani sicuramente andrà all-in per andarsi a prendere quello che sarebbe l'ennesimo pareggio di una partita senza senso. Intanto cambia mister Melillo, che tira fuori Romeo e manda dentro al terreno di gioco Francesco Campo, maglia numero 18. È pronto un cambio anche per il CUS. Arriva adesso il turno di Campo. Esce Viviano per il CUS. Viviano, ancora una volta una grande partita, il gol del temporaneo 2-2, l'azione che ha causato il calcio di rigore. Direttore di gara che ovviamente sta tenendo conto del tempo che sta passando.
c'è l'ingresso di Cimarelli che ovviamente va a rafforzare la linea difensiva del CUS. Riprende il gioco come se fossero i 100 metri alle Olimpiadi, tutti avanti quelli del Trapani, tutti indietro quelli del CUS. Inglese fermato da Cubi, ancora Inglese, Catalano, Calderone inseguito da Mazza, cambia gioco, va dall'altra parte dove c'è D'Amico. D'Amico affrontato fallosamente, l'arbitro lascia giocare, anzi no, punizione per il Trapani. Qui intanto un po' di tensione con Pipitone che ha spintonato via Parisi, porta la calma corda, sa perfettamente che non conviene portare tensione, non conviene innervosirsi ai suoi. Calcio di punizione. Qui ancora un po' di tensione, chiaramente la posta in palio è altissima, giallo per Mangano, giallo forse anche per Pipitone, sì è così. Ma adesso c'è da battere un altro calcio di punizione. Sul pallone c'è Calderone con Di Maggio che chiede, sembra sta guardando la panchina come ad attirare l'attenzione, vorrebbe andare anche lui. E invece rimane lì a ridosso del cerchio centrale del campo. 6 minuti e mezzo oltre il 90°, ma non si gioca già da un bel po', da capire anche a quanto ammonterà la coda del recupero. Di fatto praticamente questa è l'unica azione che si è giocata dopo il calcio di rigore, e il calcio di rigore è stato battuto a 47,30, quindi in 4 minuti si è giocata una sola azione. Fischia l'arbitro la battuta di Calderone verso la porta, 4-4, incredibile, al 7° minuto di recupero il Trapani la pareggia con un calcio di punizione di Calderone, e allora potrebbero non bastare 97 minuti di gioco, si potrebbe andare ad oltranza, si potrebbe andare all'overtime. Ma che partita è! Ma che partita è! 4 pari, Calderone. Incredibile. Pazzesco, cosa sta accadendo? Adesso è sparito anche il pallone. Direttore di gara che fa giocare ancora 8 minuti. Oltre. Vedremo ovviamente se si giocherà ancora, da capire, ma sicuramente una partita pazzesca. Direttore di gara che dice che può bastare così per i tempi regolamentari. 4-4, 4-4, pareggio perfetto perché 2-2 all'intervallo, 2-2 anche il conto dei gol nella ripresa. Si andrà ad oltranza dunque.
E dunque siamo pronti per rientrare al commento di questa incredibile partita. 4-4 tra Trapani e Cus Palermo. Ci si gioca il titolo degli allievi regionali under 18. Il Trapani era andato avanti 2-0, poi dopo i gol di Sheriff e di Scozzari, poi Favata e Viviano per il pareggio prima dell'intervallo, poi il sorpasso firmato Mazza, il nuovo pareggio firmato Pipitone, Corda per il rigore al 92esimo e 30 secondi, sembrava fatta, e poi il calcio di punizione al 97esimo di Calderone a riportare tutto in parità. Non ci sono stati cambi dopo l'interruzione del gioco, ma adesso si comincia. Ultimi 30 minuti intervallati dal break al 15esimo e poi vedremo chi porterà a casa il trofeo. Abbiamo già visto tra gli altri anche Fabio Cardella, delegato per la provincia di Palermo della LND Sicilia. A lui il compito di premiare, così come ha fatto anche in altre circostanze, le squadre vincitrici dei tornei regionali, provinciali. Intanto attenzione alla ripartenza del Trapani. Tocco largo per Scozzari. Tanto sta arrivando anche il tramonto qui. Pipitone, lo scambio con Scozzari. Scozzari prova a liberarsi. Attenzione poi alla scivolata tentata da Campo, la chiusura da parte di Cubi. Poi Ferruzza. Ferruzza che è entrato in campo. Dopo l'intervallo un cambio c'è stato dunque. È uscito Favata. Vai dentro! È uscito Capizzi, Intanto attenzione a Scozzari. Scozzari! La parata da parte di Procida, il primo tentativo di questo supplementare. Ovviamente per chi si sta perdendo questa partita e sicuramente si sta perdendo un grandissimo spettacolo, l'invito è ad andare poi a rivedere gli highlights di questa gara. Qui Ferruzza non riesce a passare alla meglio Amato. Pipitone prova a passare su Corda, non ci riesce. Allora Corda può andare fermato dall'intervento di Amato. Fallo laterale per il Cus Palermo. Corda addirittura col destro mette al centro, allontana Fumuso, la palla rimane in campo, sempre Corda, poi Inglese, Parisi, Corda ancora col cross di destro, calcio d'angolo. E andrà Bargione alla battuta, vediamo chi sale. Nel Cus rimangono passi Cimarelli, Castronovo e Mangano, quindi in 6 all'interno dell'area di rigore. Tre minuti e 40 in questo supplementare, primo supplementare. Va Bargione alla battuta del calcio d'angolo, pallone che spiova nel cuore dell'area, colpo di testa a mettere fuori, poi la fa scendere Corda che calcia col sinistro, palla fuori. Fuori! Riparte dalle retrovie con Fumuso il Trapani, poi Pipitone.
vuole il pallone, poi Amato invece lo gira su Fumuso. Il calcio in avanti di testa Cimarelli, poi Parisi, Corda arriva, Cimarelli. Sicuramente non potevano regalarci un finale di stagione migliore le due squadre migliori di questo campionato a livello regionale. Intanto attenzione alla corsa di D'Amico. D'Amico prova a prendere il centro, il tocco profondità per Pipitone, Procida, poi attenzione al nuovo tiro e la rete di Inglese per il 5-4. Inglese riporta in vantaggio il Trapani e adesso è festa granata. 5-4 per il Trapani dopo il miracolo di Procida. E questi sono due episodi che possono segnare la partita. Il gol di Calderone al 98esimo e poi questo che addirittura porta in vantaggio il Trapani che aveva già avuto la chance nella stessa azione. La battuta in avanti a cercare Ferruzza, il colpo di testa, poi Calderone allontana dove c'è Parisi che arriva. Parisi lo accompagna Cubi, Parisi va da solo, poi si va a chiudere in un angolo. Ancora Parisi, raddoppiato, fermato da Inglese, punizione Cus. Calcio di punizione, 6 minuti e mezzo, ma già tante emozioni in questo supplementare e ci sono ancora 23 minuti. Mentre intanto Corda batte il calcio di punizione, colpo di testa a mettere fuori, poi prova ad arrivare ma viene contrastato Margione e ora occhio al contropiede del Trapani che prova a distendersi. Cimarelli ferma Inglese, Inglese però non vuole fermarsi, tunnel su Cimarelli, ancora Inglese che salta un altro avversario, Pipitone fermato da Cupi che poi la distende e allora prova a ripartire il Cus. Partita folle qui al Pasqualino. Parisi per la corsa di Corda cerca di farla passare, la fa passare per Mazza che finta il tiro, poi la conclusione di Ferruzza che si perde sopra la traversa, occasione colossale divorata dal Cus. Forse neanche Hitchcock avrebbe potuto scrivere una trama così assurda, con il Trapani che ha sprecato la palla del 6-4 per un eccesso di dribbling al limite dell'area e il Cus che ha sprecato con Ferruzza la palla del 5 pari. Non c'è letteralmente un attimo di tregua. Qui prova ad intervenire Mangano che è distrutto e ai crampi. Chi non è distrutto invece è Scozzari che prova ad andare con lo strappo, palla in profondità per la corsa di campo che viene fermato e poi dal fondo può andare Procida. Parisi, Cubi salta un avversario, poi entra su Pipitone, riesce a tenere ancora palla Cubi. Parisi rischia quel fallo di Fumuso, calcio di punizione per il Cus. Margione cerca di lanciare per Mazza, la posizione regolare, Mazza l'aggancio e poi mette fuori la pica in ripiegamento difensivo, calcio d'angolo.
Due squadre che stanno giocando ben oltre la soglia della fatica, sanno che c'è un trofeo ad aspettarle. Non bada al risparmio il Trapani, non bada all'assalto all'arma bianca, invece il CUS c'è la battuta del calcio d'angolo con la palla che spiove, l'intervento nel cuore dell'area, poi Di Maggio ostacolato, colpo di testa, c'è il fallo. Calcio di punizione con Amato e con Di Maggio che invitano. La battuta di Di Maggio, palla che cade dalle parti di Scozzari che non la riesce a tenere in campo. Arbitro, cambio. Intanto c'è un uomo a terra. Si tratta di Inglese, l'uomo che sta decidendo questa finale. Ferruzzà con la sponda per Mazza. Mazza riesce ad evitare un avversario, poi colpito da Amato. Si riparte dal fondo. Ultimi 4 minuti del primo tempo supplementare. D'Amico in avanti, Scozza rifà passare, prova a tenerla in campo, non ci riesce. Mazza fermato dalla Pica, la palla esce, rimessa Trapani secondo l'arbitro. D'Amico la gira, riprova a pizzicare campo, di testa Cimarelli, poi Vinci. Parisi arriva prima di Pipitone, poi al tempo di metterla giù allarga su Cubi. Può avanzare Cubi. Il dribbling forse esagera, alla fine la tiene, appoggia a Castronovo che rimane lì, metronomo in mezzo al campo. Bargione. Scodella verso Ferruzza, posizione regolare Ferruzza, il salvataggio, ma non basta, 5 pari, Ferruzza rimedia all'errore di poco fa, e allora altro gol, e allora 5 pari, e allora partita sempre più folle al Pasqualino. 5 pari, vi giuriamo che non è tennis, vi giuriamo che è calcio. 5-5, 13 minuti. Pazzesco al Pasqualino. Incredibile. 2 minuti da giocare nel primo tempo supplementare. Abbiamo quasi paura a pensare cosa potrebbe accadere nel secondo tempo supplementare, perché queste due squadre non hanno intenzione di fermarsi. È giusto così, ci si gioca un trofeo, ma sembra quasi che abbiano conservato tutto il thrilling possibile e tutte le sorprese possibili per questa partita. Qui Mazza di testa, 2 volte di testa, può soltanto allungarla. E se qualcuno pensava che la gara della Fincantieri, la gara di ritorno del girone, con il Trapani avanti 2-0, il CUS che rimontava, l'errore di San Filippo per il possibile 3-2 e poi il 3-2 nel finale per i Granata, fosse una partita pazza, evidentemente non sapeva cosa poteva succedere quest'oggi a Carini.
Qui intanto l'intervento di Catalano, poi Corda, non la tiene in campo. La palla battuta in avanti, la fa scorrere Cimarelli, chiamando in causa Procida. Vinci in avanti verso Mazza che prova a prolungare, interviene la Pica, poi colpo di testa da parte di Calderone, ancora Ferruzza che sembra aver preso fiducia dopo il gol, salta un avversario, sempre Ferruzza, scavalca per Mazza, troppo lungo per tutti, su questa palla si dovrebbe chiudere il primo tempo supplementare, così è. 5 pari, ancora un gol per parte, a breve il secondo tempo supplementare. Ah, Davide! Ormai a finire a PlayStation. Ormai a PlayStation, mica finisce la finale, vai tu la bolla. Sta per iniziare il secondo tempo supplementare. L'arbitro sta per fischiare. Inizia il secondo tempo supplementare. Pipitone ricomincia dalla Pica, poi Amato. Calderone lancia lungo, la palla intercettata, arriva Castronovo che sempre con lucidità, dopo praticamente 2 ore di gioco, perché noi consideriamo i 90, consideriamo i 15, ma ricordiamo che si è giocato per praticamente 8 minuti di recupero il secondo tempo, poi per anche 1 minuto di recupero nel primo, quindi fondamentalmente si gioca da quasi 2 ore. Ferruzza è fresco e può andare. Poi propone centralmente, inciampa Mazza, per la palla diventa buona per Castronovo, limite dell'area, Castronovo cerca di liberarsi, Cubi in mezzo, Mazza sul secondo palo, Di Maggio in anticipo e rilancia subito l'andatura. Palla in avanti, Scozzari, è scivolato Mangano che sta letteralmente camminando sulle uova, stanchissimo Mangano. Attenzione alla Pica che propone il cross, il recupero, poi Corda
Ferruzza cerca subito Mazza in profondità. Mazza non vuole affrettare, tocca a Ferruzza, il tiro scivolando di Ferruzza, la palla viene bloccata da Di Maggio senza problemi. L'avanzata di Pipitone, poi Scozzari, pallone di ritorno, ancora vince un rimpallo, salta un avversario, non salta Corda. Intanto c'è un giocatore del Cus a terra, Mangano distrutto. Si rialza a fatica Mangano, partita di grande sacrificio per lui. E poi la palla restituita da Cubi a Di Maggio. Vai che piccoletto! Vai Ceccio! Intanto la palla sventagliata in avanti da D'Amico, che è diventato capitano, poi c'è la spinta e l'arbitro fischia. Fallo di Cubi, ingenuo. Vai Monique! Arbitro! C'è un cambio nel Cus, entra Ofori. Visto! Visto! Non c'è lega! È finito! Tutti dentro a saltare, dentro! Tutti dentro! Amore che c'è un gol! Dai! Dai Ciccio! Dai c'è un gol! Saltiamo! Tutti dentro! Tutti a saltare! È uscito Mangano, che non ce la fa più, ma adesso attenzione alla punizione. Se ne sono andati i primi 5 minuti. Deve saltare! C'è il fischio dell'arbitro. La battuta è entrato anche a Dotto al posto di Procida. Intanto attenzione a Mazza, che ha recuperato il pallone, poi incespica sulla palla Cubi che la tiene. Si scontrano però con Corda. E allora attenzione a Pipitone. Pipitone, ingresso in area, ancora Pipitone porta a spasso la palla agli avversari ma non trova varchi per passare. Pipitone ancora fermato. Faccia fuori, dai, faccia! Chiudi, chiudi, chiudi! 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 Faccia! E poi la palla persa da Cubi e da Corda. Avanti, avanti! Avanti! Qui la palla messa in mezzo da Inglese, la chiusura di Cimarelli, poi spazza via Parisi e Mazza che porta avanti il pallone. 6:20 nel secondo tempo supplementare, la corsa di Cubi
che fa spalla a spalla con Catalano, alla fine risolve Fumuso, prova ad arrivare Mazza, la spallata regolare su D'Amico, poi ancora Mazza, Corda evita il capitano del Trapani e poi cerca di far correre Mazza, la palla è troppo lunga però. Che piccoletti il portiere! Vai! Scendiamo! Procede, palla al piede, Calderone, Pipitone, 7 minuti trascorsi. La palla giocata in avanti, non controlla Scozzari che poi la ritrova dopo l'intervento di Ofori. Pipitone, il colpo di testa adesso di Ofori. Pipitone ancora. Gira qua! Vai! Scendi! Porta palla, vai! Fumuso. L'avanzata, Pipitone fermato da Ofori, poi Scozzari, Scodella, la protegge Vinci, c'è l'uscita di Addotto, l'arbitro lascia giocare dopo il fallo. La battuta in avanti intanto verso Cubi riesce ad avere la meglio, poi l'intervento favoloso di Fumuso, fallo laterale. Altra rimessa, Corda, tocco per Bargione allarga per Parisi, troppo lungo. Occhio all'avanzata del Trapani con Calderone. Lancio lungo, colpo di testa di Vinci, poi Ferruzza prova ad arrivare e non ce la fa. Si lotta in mezzo al campo intanto Cubi, palla per Ferruzza che può prendere in velocità, non controlla bene il pallone. Avanza Pipitone che vince un rimpallo, avanza Scozzari fermato da Castronovo, poi l'alleggerimento per Addotto che calcia più lontano che può, trova Bargione. Mazza fermato col fallo. Ultimi 5 minuti, non sappiamo se ci sarà recupero per questa partita pazzesca. Corda, avanza Corda che salta ancora un avversario. Corda col sinistro cerca la porta, Di Maggio la blocca. Era ormai lanciato Mazza che è andato addosso. L'arbitro non ha ravvisato ovviamente estremi per falli o per altre situazioni. Pipitone, la palla è per Fumuso, il lancio con Inglese che prende il tempo a Parisi, il dribbling col sombrero di Inglese che prova a puntare l'avversario, passa al centro, Pipitone guarda la porta, serie di finte, destro sopra la traversa, ci prova uno stremato Pipitone.
poco meno di 3 minuti, anzi poco più di 3 minuti alla fine. 26 e 25 sul cronometro. 5-5, fa strano dire che il punteggio è fermo sul 5-5, ma le squadre adesso stanno forse accusando un po' di fatica, ma non si fermano, non mollano. C'è da portare a casa un trofeo, c'è da portare a casa un titolo regionale. Ofori con la palla in mezzo, Mazza non riesce a correggerla verso la porta, interviene Di Maggio. Squadre stanche, Mazza si è forse fatto anche male. Il Trapani continua anche perché è lontano Mazza. Interviene Vinci. Si è fatto male anche Campo. E Trapani che mette la palla, scusate, Cus Palermo che mette la palla fuori. Un po' di tensione. Calma, 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 calma. Fate brave. Fate brave. Ma come va lì capite la chiave? Si dovrebbe riprendere con la palla rimessa in gioco dal Trapani, con il direttore di gara che sta cercando di gestire un po' il clima. Finita! Finita! Non è vero, È partita che si avvia verso i calci di rigore, 1 minuto e mezzo da giocare. Finita! Finita! Finita, finita! Corda, Finita! Bargione, il tocco per Cimarelli. Arbitro, vedo in figura! Bargione aggira l'avversario, tocca ora Castronovo. Corda, avanza Corda, potrebbe essere l'ultima occasione per il Cus. Pallone allontanato di testa, poi prova ad arrivare Cubi, scivola Inglese. Corda, Bargione cambia gioco, di testa Parisi, poi Cubi, ancora per Parisi, la chiusura di Catalano che poi protegge contro Parisi. Vanno giù entrambi, l'arbitro fischia fallo contro il terzino del Cus. L'arbitro dà 1 minuto di recupero, evidentemente si sta divertendo anche lui a dirigere questa partita. Due squadre letteralmente al gancio, come si direbbe nel ciclismo. Ricordiamo ovviamente, per seguire partite come questa ma anche tante altre nel corso della stagione, di iscrivervi al canale YouTube di Sportissimi se non l'avete ancora fatto, e ovviamente di attivare la campanellina per ottenere tutti gli aggiornamenti. 35 secondi alla fine. Corda, palla per Castronovo che rischia di perderla, non la perde, poi Ferruzza non ci crede, spazza in modalità safe, la pica, manca soltanto il fischio, manca soltanto il passaggio allo step successivo, che saranno i calci di rigore. L'epilogo più corretto per assegnare questo trofeo. Direttore di gara che basta così. Calci di rigore dunque, per capire chi tra Trapani e Cus Palermo porterà a casa il titolo di campioni regionali per la categoria allievi Under 18.
Dario, vieni un attimo. Raccolto, come potete vedere dalle immagini, vicino al centrocampo tutto il CUS Palermo, dall'altra parte Trapani seduto davanti alla panchina. Intanto i due capitani D'Amico e Corda, la partita è praticamente finita, la tensione sta scendendo e inevitabilmente anche gesti di distensione da una parte e dall'altra per il sorteggio su chi calcerà per primo. Qui non c'è neanche da stabilire da che parte si tira, presumibilmente si tirerà dal lato degli spogliatoi, quindi la porta alla destra di chi vi racconta la partita, anche alla destra di voi che la guardate dagli schermi di Sportisili. Siamo stati in vostra compagnia per più di 2 ore e mezza. Immaginiamo che abbiate gradito ciò che avete visto, la partita a tratti fuori controllo. E che a breve avrà il suo padrone. Dunque, intanto vengo subito smentito perché si tira dal lato opposto, quindi la porta alla sinistra dalla prospettiva della tribuna. Calcia per primo il CUS e calcia per primo Mattias Bargione, uno dei migliori in campo di questa partita. Io non mi ho mai chiamato, passami 2 minuti a Arriva anche Adotto, entrato nei minuti finali. Adotto che un rigore lo stava per prendere, che era quello di Fiorentino del Casteldaccia. Adotto che si va a mettere lì dall'altra parte. E il primo rigore lo tira Bargione. Bargione contro Di Maggio. Fischia l'arbitro la rincorsa di Bargione che batte Di Maggio. Gran rigore. Vantaggio CUS. Il primo rigore del Trapani lo tira l'uomo che stava per regalare la vittoria nei tempi supplementari, ovvero sia Inglese. Ivan Inglese. Inglese contro Adotto, fischia l'arbitro, la rincorsa Adotto, la para. Brutto rigore, va detto, da parte di Inglese. Un tiro, nessun gol per il Trapani. Un tiro, un gol per il CUS dopo la prima serie. E adesso arriva Andrea Castronovo per il secondo tiro dagli 11 metri della squadra di Mister Rao.
che non guarda la tribuna. Adesso butta un occhio al campo, continua a guardare la tribuna, non vuole guardare, mentre Castronovo prende la rincorsa, fischia l'arbitro. Castronovo! Il 2-0, il 7-5, mettetelo come vi pare. 2 tiri, 2 gol per il CUS. E Mister Rao continua a non guardare. Mister Melillo è impietrito in mezzo al campo ad assistere alla prova dei suoi ragazzi che sono sotto e che adesso con Giuseppe Pipitone cercano di riportarsi a -1. Fischia l'arbitro con Pipitone che affronta Adotto. Grandissimo rigore di Pipitone. 2 tiri, 1 gol per il Trapani. E adesso arriva Ferruzza, quello il quale ci ha portati fino a qui col gol del 5 pari. Arriva il piccolo trotto, Di Maggio gli serve il pallone, anche Mister Lombino non guarda, addirittura volge le spalle alla porta dove si sta scrivendo forse la storia dell'una o dell'altra squadra. Ferruzza prende una rincorsa obliqua, poi va al tiro e c'è la parata di Di Maggio. 3 tiri, 2 gol per il CUS. E adesso l'opportunità per il Trapani è ghiotta, perché è quella di riportarsi in parità, e va a calciare Francesco Calderone. Calderone che invece ci ha portato ai supplementari con la sua punizione al minuto 98 dei tempi regolamentari. Il mancino di Calderone contro Adotto, fischia l'arbitro, parte Calderone alle stelle, il tiro di Calderone, 3 tiri, 1 gol per il Trapani. Ed è un giocatore che aveva calciato una punizione perfetta al 9° minuto di recupero. Impensabile aspettarsi una battuta così orribile di un calcio di rigore, ma c'è la tensione, c'è la pressione, c'è la responsabilità di andare dal dischetto, ed è la responsabilità che si sta prendendo adesso Caleb Kubi, un altro ragazzo proveniente dall'Under 17 che si è calato perfettamente in questo gruppo. E adesso va Kubi dal dischetto contro Di Maggio, il fischio dell'arbitro, la partenza di Kubi, rallentata poi sinistro alle stelle anche lui. 120 minuti e più a cercare di vincerla entrambe, e adesso sembra che nessuno voglia portarla a casa. 4 tiri, 2 gol per il CUS. E adesso Vincenzo Fumuso, il quarto rigorista del Trapani. La concentrazione di Fumuso, anche lui col sinistro, contro Adotto, centrale. Adotto spiazzato, parità. 4 tiri, 2 gol per entrambe. Eccolo l'errore alla grafica, adesso abbiamo sistemato, e adesso il quinto tiro dagli 11 metri del CUS Palermo arriva dal piede sinistro di chi credeva che al 93esimo la partita l'avesse vinta lui, Gaetano Corda. Corda contro Di Maggio, il quinto rigore del CUS, la rincorsa passeggiata di Corda che manda al bar Di Maggio, il suo, il CUS lo ha fatto. 5 tiri, 3 gol. E adesso Scozzari per il Trapani, è l'ultimo rigore dei 5.
Se segna si va a oltranza, se sbaglia ha vinto il CUS. Scozzari contro Addotto, fischia l'arbitro, parte Scozzari, altro gran rigore. 5 tiri 3 gol, oltranza. Ora chi segna finisce. No, una volta l'uno. Sì. E adesso chi sbaglia per primo rischia di pagarla a carissimo prezzo. E a battere va Mirko Vinci. Vinci contro Di Maggio, il 6º rigore del CUS, fischia l'arbitro. La battuta di Vinci, palo, il palo di Vinci. E attenzione perché neanche il tempo e già il Trapani ha il primo match point di questo lungo e pazzo pomeriggio che è diventato una lunga e pazza serata. Un po' di tosse è necessario perché da quasi 3 ore che si parla, si racconta, si vive. E attenzione alla pica. La pica contro Addotto, fischia l'arbitro, parte la pica! Il Trapani è campione regionale per gli allievi Under 18 al termine di una partita che non ha senso, che non ha avuto un padrone, ma che adesso il padrone ce l'ha. Porta la divisa granata, vince ai calci di rigore dopo essere arrivata sul 5 pari nei tempi regolamentari, nei tempi supplementari, dopo aver rischiato di perderla, dopo aver rischiato di vincerla, dopo aver visto gli avversari andare ad un calcio di rigore dalla vittoria. Alla fine festeggia la squadra di mister Melillo, piange quella di mister Rao alla seconda finale persa nel giro di una settimana, ma capace di portare a casa una stagione memorabile per il gruppo. Finalista Under 19, finalista Under 18. Non arrivano trofei, arrivano però le soddisfazioni. C'è chi piange al centrocampo, pianti di gioia, pianti di delusione, ma alla fine la stagione va agli archivi e dopo quasi 2 ore e 50 di diretta tra tempi regolamentari, tra supplementari, tra calci di rigore, è il momento di vedere la celebrazione, la festa per il Trapani che porta a casa il trofeo. Trapani che da pronostico, comunque da andazzo della stagione, porta a casa il titolo da prima della classe. Ricordiamo Trapani che ha chiuso al primo posto il girone, ha atteso l'andamento di questi playoff con la vittoria del CUS sul Città di Cinisi e poi sull'Atletico Nissa che aveva sconfitto il Costagaglia Adelcam, e poi questa finale straordinaria, questa finale incredibile che il Trapani riesce a portare a casa veramente dopo un andamento incredibile. E ora attendiamo la consegna del trofeo. Se abbiamo visto bene, il delegato provinciale per la provincia di Palermo della FIGC, il dottor Fabio Cardella, è presente per la consegna dei trofei. C'è una targa per il secondo posto, c'è una coppa per chi invece ha portato a casa il titolo. Aspettiamo proprio la consegna del trofeo. Si parte ovviamente dagli sconfitti, ma sconfitti soltanto perché il punteggio non prevede, e perché questo sport meraviglioso non prevede 2 vincitori, ma fondamentalmente oggi soltanto un calcio di rigore sul palo, quello di Vinci, dopo tanti errori da una parte e dall'altra, ha decretato. La vittoria. E adesso vediamo. Ale, se la fa Romeo.
c'è la consegna. Ovviamente non riusciamo a sentire da qui le parole del delegato. Ci sono gli applausi per entrambe le squadre e da parte di entrambe le squadre. Ovviamente ne approfitto fin d'ora per ringraziare tutti quelli che sono stati in diretta e alla presenza di questa straordinaria serata che era iniziato come un pomeriggio di calcio, è diventata una serata splendida di calcio. Il CUS riceve la targa per il secondo posto, gli applausi sportivi giusti, corretti da parte del Trapani. Ricordo, ovviamente, ne approfitto in chiusura di cronaca di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili, di seguire Sportisili sui social, che siano sia Facebook sia Instagram. Gli applausi del Trapani per il CUS e adesso direttore di gara che riceve anche lui un riconoscimento, spettatore privilegiato di questa partita potremmo dire, perché alla fine i giocatori in campo, tranne qualche momento di inevitabile tensione alla fine, hanno mantenuto un ottimo comportamento. E adesso il momento della consegna della Coppa per il Trapani, che vince il titolo regionale allievi Under 18. E direi che con questa immagine, con il Trapani che si porta il trofeo a casa, possiamo chiudere qui questa lunga, pazza, bellissima diretta qui dal Pasqualino Stadium di Carini, con le foto di rito per vincitori e sconfitti e con la redazione di Sportisili da Francesco Cammucca. Un ringraziamento per averci seguito in questa folle giornata di calcio, questa folle giornata di sport. E chiudiamo così, forse l'immagine più bella in assoluto: CUS Palermo e Trapani riunite tutte insieme, chi con una coppa, chi con una targa, ma alla fine trionfa lo sport, trionfa il fair play. E con questa immagine di giocatori, allenatori e dirigenti di CUS Palermo e Trapani tutti insieme, vi ringrazio ancora una volta per averci seguito. Appuntamento alla prossima.